Zalucar 627, liste di attesa non ancora lista di attesa non ancora presentati, relazione e monitoraggio sullo stato di attuazione della legge regionale 7/2009. Prego, consigliere Zalucar. Grazie Presidente, siamo di nuovo a parlare delle liste di attesa per quanto riguarda prestazioni diagnostiche e interventi chirurgici, perché è un tema che interessa decine di migliaia di cittadini e i tempi di attesa spesso condizionano salute, disagi, validità, invalidità, la stessa vita delle persone. Allora, questa è la quinta interrogazione, evidentemente le altre quattro non hanno avuto buon esito, Silenzio. ma richiamo l'interrogazione del 15 febbraio, quindi di poco tempo fa, in cui la risposta era stata favorevole. La leggo. La relazione richiesta per l'anno 2020 sarà senz'altro fatta pervenire alla Commissione nei termini previsti entro il corrente mese di febbraio. Ma siamo andati a cercare presso la terza commissione, presso il Comitato per la legislazione e il controllo, ma nessun riscontro nella realtà di quanto dichiarato nella risposta. Non è stato ricevuto nulla, neppure la relazione del 2019, che era un anno in cui non c'era il Covid. Quindi la risposta del tutto insoddisfacente, anzi una risposta non rispondente alla realtà. Ma nella stessa risposta ci sono delle frasi molto molto inquietanti. Infatti al termine della risposta, mi soffermo brevemente, c'è scritto che per ridurre i tempi di attesa viene anche richiesto agli enti di riorganizzarsi ad di febbraio. Viene richiesto alle aziende di intervenire adeguando le modalità organizzative e gestionali. Viene richiesta all'ARCS, l'azienda di coordinamento, appunto di coordinare in modo l'andamento delle azioni di miglioramento. Per ultimo viene richiesto di raccogliere presso gli enti le necessarie informazioni su attività svolte, risultati raggiunti, eccetera. Cioè questo il 15 febbraio, quindi fino ad allora non è stato fatto assolutamente niente. Ecco perché è inquietante. Ed è inquietante perché nei periodi successivi abbiamo avuto le proteste di rappresentanze dei cittadini, ma quello che ha molto colpito, sempre in materia dei liste di attesa, è stata la lettera sottoscritta dai primari urologi della regione, tutti, in cui hanno parlato che anche patologie neoplastiche, cioè tumori maligni, sono messi in attesa, dicendo che in questo caso il ritardo Consigliere Zalucar vada a diagnostico concludere perché i tempi... sì, conduce perdita dell'organo o addirittura quello della vita. Per altri tumori, tipo tumore del rene, patologia calcolotica, avremo delle perdite dell'organo e quindi probabilmente condanneremo pazienti alla dialisi a vita. Grazie. Ecco, questa è l'interrogativa. L'articolo 15 della 7/2009 prevede che entro il mese di febbraio l'assessore con delega alla sanità presenti alla commissione consigliare competente una relazione che documenti lo stato di attuazione della stessa legge nei illustri risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa. Relativamente alla relazione riferita al 2019, nel documento del 17 febbraio 2020 elaborato dall'azienda regionale di coordinamento, indicato come rapporti con i cittadini, andamento dei tempi di attesa regionali, relazione di accompagnamento alle relazioni aziendali, sono stati sintetizzati i risultati dell'attività di governo alla lista d'attesa operato dagli enti nel sistema sanitario regionale nelle relazioni annuali per l'anno 2019, le misure di contenimento dei tempi di attesa adottate e gli aspetti su cui sussistevano ancora difficoltà di governo. Nel documento sono anche indicati nelle aziende gli interventi generali da operare nelle aree di attività caratterizzati da maggiore difficoltà nel corso dell'anno 2019. Analoga analisi, ma con riferimento al 2020, è stata svolta nel documento del 19 febbraio 2021, protocollo 68-69 dell'azienda regionale di coordinamento. Si trasmettono tali documenti del febbraio 17 febbraio 2020 e 19 febbraio 2021 per garantirne l'esame da parte dei consiglieri all'evenienza che i documenti non fossero già stati acquisiti agli atti del Consiglio.
Si condivide senz'altro la preoccupazione per la gestione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie aggravati da attuali difficoltà causate dall'emergenza, che ha peraltro condizionato, peraltro come in tutte le regioni, l'erogazione delle prestazioni da parte degli enti del Servizio Sanitario Regionale. I dati provvisori di monitoraggio delle attività di ricovero ospedaliero nell'anno 2020 appena forniti dall'azienda di coordinamento per la salute confermano le difficoltà causate dalla pandemia nella gestione delle attività, sintetizzate come segue. Nel trimestre marzo-maggio i ricoveri programmati per alcune classi di diagnosi sono fortemente ridotti e l'attività in elezione è stata dimezzata, in particolare quella chirurgica. Nel trimestre estivo, giugno-agosto, c'è stata una ripresa, ma con un continuo accumulo di ritardo. L'ulteriore trimestre di indagine ha visto uno sforzo molto importante, si è mantenuto il livello di ritardo del periodo estivo, pur a fronte di un incremento dell'emergenza legata al Covid. In linea generale, il rallentamento brusco dell'offerta che si è registrato primavera non si è replicato in autunno, ma ancora perdura la fase di recupero delle prestazioni. Per dare maggior forza alla fase di recupero delle prestazioni operate dagli enti, perciò è stata dedicata particolare attenzione alle misure da predisporre in sede di redazione del documento di programmazione, le linee annuali per il 2021 approvato dalla Giunta regionale con delibera 189 del 12 febbraio 2021. Le linee annuali di gestione sono state pertanto specificamente previste due finanziamenti aggiuntivi, quali linea di finanziamento sovraaziendale allo scopo di rendere prestazioni aggiuntive remunerate da parte del personale dell'azienda nella misura di 4 milioni per l'erogazione delle prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, ricoveri elettivi e oncologici, 2 milioni per l'incremento dei tempi di attività e della disponibilità per apparecchiature diagnostiche. Il finanziamento è stato ripartito sulle 3 aziende in base alla popolazione. Per evitare che i finanziamenti non siano pienamente utilizzati, dopo aver utilizzato il finanziamento per le attività indicate dalle aziende, potranno utilizzare eventuali fondi residui per interventi di chirurgia ortopedica maggiore, interventi antroposcopici e di chirurgia oculistica. Per il miglioramento dei volumi di attività erogata e conseguentemente per ridurre i tempi di attesa è stato anche richiesto agli enti di riorganizzarsi adottando percorsi operativi distinti per la riduzione del rischio conseguente alla gestione pandemica, e ciò non solo all'interno di ogni presidio ospedaliero, ma anche per mezzo di una gestione adeguata della rete aziendale e delle collaborazioni tra enti, operando per incrementare la disponibilità delle sale operatorie e delle apparecchiature diagnostiche. È stato richiesto alle aziende di intervenire sulle linee di attività per superare il blocco dovuto alla gestione Covid, adeguando le modalità organizzative e gestionali. È stato inoltre richiesto all'azienda di coordinamento di porre in essere un'attività di coordinamento informativa anche per mezzo di riunioni da tenersi in coerenza quindicinale tra ARCS, enti e direzione salute sull'andamento delle azioni da migliorare nell'attività di erogazione delle prestazioni sui loro risultati, sulle misure correttive adottate in corso di gestione da ogni ente sui loro esiti. A tale attività di coordinamento e informativa richiesta dall'azienda regionale di coordinamento per la salute viene anche richiesto di raccogliere presso gli enti le necessarie informazioni su attività svolte, risultati raggiunti, criticità, misure correttive programmate e loro effetti risultati. Le attività in discorso sono state avviate a partire dal 15 marzo e proseguono con cadenza quindicinale. Informazioni raccolte e attività di coordinamento svolte nel corso degli incontri tra gli enti, l'ARCS, sono pertanto finalizzate a aumentare il governo della gestione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni, nonché al miglioramento del contenuto dell'informazione del sistema di governo del sistema sanitario regionale, tenuto a fornire agli organi del Consiglio regionale e della Giunta ai sensi della legge 7. Due chiodi finali. Non ho la presunzione di convincere qualcuno rispetto al rapporto Sant'Anna sui sondaggi, ma sui numeri sì, perché i numeri sono quelli e i numeri registrano in relazione all'andamento di queste cose dati sicuramente da migliorare, ma che presentano nella condizione complessiva che stiamo vivendo sicuramente migliori condizioni rispetto ad altre regioni. Ultima cosa, sarò lieto se potrà essere letta un'ulteriore lettera che ho ricevuto a proposito della manifestazione delle preoccupazioni degli urologi. Perché io ricevo altre lettere con altre prestazioni, sarà mio piacere pubblicare la lettera di un professionista che gode non solo della mia stima, perché è riconosciuto come un professionista di urologia di rilevante qualità e molto affermato, il quale esprime considerazioni molto diverse dalla lettera citata dall'interrogante. Grazie, prego Zaluca, consigliere Zaluca, a lei la parola per la replica. Che dire, c'è Bolsonello. stato... Prego.
è stato risposto con un fiume di parole in cui si è ripetuto addirittura quello che avevo io elencato come motivi di inquietudine. Quindi non è una risposta. Dovremo fare probabilmente tra qualche mese un'altra interrogazione, perché io credo che la legge 7/2009 sui tempi di attesa era una legge voluta dal centrodestra, è stata una legge di civiltà e di trasparenza e si continua ad ignorarla. Grazie.